Fermento oggi in sala stampa a Palazzo Barbieri per l'incontro dei comitati a sfavore della costruzione del filobus, che da tempo segnalano le criticità del progetto alle istituzioni, senza ottenere, secondo quanto lamentano, adeguata attenzione. Queste alcune delle problematiche sollevate. Noi rivendichiamo appunto il diritto di tutte le persone con disabilità che l'opera sia accessibile, sia per quel che riguarda il mezzo di trasporto ma anche la città, perché la città va completamente sbarrierata, quindi per consentire a tutti di arrivare davanti al filobus quando si ferma e di entrare. Ho chiesto appunto che il comune e l'azienda si incontri con i tecnici, perché dovrebbe esserci un progetto a monte che non è stato fatto, che va integrato con il PEBA, perché lì ci sono dei problemi perché il PEBA è stato fatto solo per il centro storico, deve essere un'opera accessibile. Noi siamo in fase di studio della documentazione avuta da poco rispetto al progetto del filobus. Siamo in fase di valutazione sia per quanto riguarda l'esenzione di questa famosa valutazione di impatto ambientale, che a nostro modo di vedere insomma è su un'opera così impattante era necessaria, sia dal punto di vista viabilistico che paesaggistico. Abbiamo ottenuto la pubblicazione del progetto ai cittadini, è visibile sul sito di AMT. Le problematiche sono, intanto se ne sono accorti tutti con l'inizio dei lavori all'improvviso, che avrebbero dovuto prima volta, almeno in via Marmolada e via Dolomiti, avere almeno 20 giorni di preavviso per legge. Non è il filobus che si adatta alla città, ma la città che deve adattarsi al filobus.